togliere dal percorso didattico Dante Alighieri, francamente non lo vedo un passo verso l'integrazione, ma lo vedo verso un passo verso l'esclusione della nostra storia, della nostra cultura, cosa che secondo me è sbagliatissima. Preferisco che tolgano TikTok, i social network, piuttosto che Dante Alighieri, quindi che studino un po' di più Dante Alighieri e che spengano un po' di più il cellulare. Mario Conte è il primo a commentare la notizia che da Treviso ha raggiunto i palazzi romani, eppure la politica europea, a poco meno di 2 settimane dal voto, il fuoco di fila leghista è totale. Mi sembra demenziale. Adesso che nelle nostre scuole non si possa studiare Dante, poi può piacere, io mi ricordo a memoria alcuni, perché è offensivo, ecco, io penso che siamo o sull'orlo del baratro o ai limiti del ridicolo. Inaccettabile che la scuola diventi ostaggio, dice il presidente Luca Zaia. Il problema non è Dante ma l'integralismo. Sui social interviene anche Vannacci. Eccoli quelli che vogliono distruggere la nostra Italia e la nostra identità, scrive il generale. Non da meno, Fratelli d'Italia, continuiamo a sottometterci ai musulmani, tuona la ministra Daniela Santanchè. Richiesta folle, li fa eco il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. La cultura non si cancella, ribadisce Raffaella Paita di Italia Viva. Dante è di tutti, dice in Commissione Cultura Gaetano Amato del Movimento 5 Stelle, che definisce però ridicola la strumentalizzazione politica del caso per costruirci una narrazione a proprio uso e consumo, afferma un concetto di fondo il PD trevigiano. La scuola deve essere laica. E la nostra letteratura, dove ovviamente la Divina Commedia è un punto fondamentale della nostra letteratura, va studiata da tutti gli studenti e la letteratura non può essere religiosa, cioè è letteratura e noi siamo in un stato laico, la nostra Costituzione è laica, la scuola è laica. Fermiamo questa follia, scrive sui social il consigliere comunale quotazione Nicolò Rocco, che aggiunge: la vera integrazione farà arrivare a tutti gli studenti l'emozione universale dell'amore tra Paolo e Francesca. Interviene persino la UIL con il segretario Toigo. Questa sarebbe inclusione, si chiede il sindacalista. Chi lavora e studia qui da noi è giusto che apprenda la nostra storia e la nostra cultura. Tra Feltro e Montefeltro, parafrasando il sommo poeta, la polemica è quindi servita.